E allora come che c'era là? Vede che la baia, ho detto ma cos'è? Cos'è? E, e anche l'altra, tutte lassù a porta, dopo apre la porta là e vede una fiammina là a metà, come tipo garage, insomma, ecco, che si mette dentro le cose degli attrezzi, no? Ho visto una fiammina, oh, qui, quel fumetto sopra, guarda e vede è il fuoco. Vai, c'è mio marito, beh, viene fuori. Intanto le partì subito il fuoco di corsa. E lei da su parla, un fuoco fin su in cima. Un rogo spaventoso, iniziato verso le 21:15, mentre Graziella, 75 anni, e il marito, 83, erano in casa. A chiamarli ed avvisarli di quello che stava accadendo fuori, Perla ed Emi, mamma e figlia, le due cagnoline che hanno avvisato abbaiando i proprietari che in pochissimo tempo si sono trovati davanti un muro di fiamme. Un innesco partito tra l'orto e il capanno, probabilmente da sotto la pianta della vite, lasciando in pochi secondi nello sconforto e nella paura i due proprietari. Sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Conegliano, Vittorio Veneto e della sede centrale di Treviso per un totale di 5 mezzi e 14 operatori e anche il SUEM 118 che però ha riscontrato solo una lieve intossicazione per i due residenti che sono rimasti a casa. Ma in loro resta lo spavento negli occhi e lo sconforto, quello non andrà via facilmente. Mi tremeva tutte le gambe, anche adesso qualche volta mi sente i muscoli che si muove. Però gli attrezzi del lavoro, spaccati tutti. Il lavoro di una vita in fumo, la consolazione è che nessuno si è fatto male, né le cagnoline né le adorate galline, spaventate come Graziella, ma per fortuna vive. Ora restano da chiarire le cause dell'incidente, per questo tutto il fascicolo è già in mano ai carabinieri di Pieve di Soligo, nessuna pista esclusa, nemmeno quella dolosa.